Quante pezze ci sono a formare un'unica forma? Solitamente ci sono 8 pezzi, 7-8 pezzi, dipende poi da come vengono assemblati, perché non è che vengono messi lì proprio a caso. Ciao ragazzi, chi ama le tipicità alimentari venete e guarda questi prosciutti non farà fatica a capire dove mi trovo oggi. Mi trovo a Montagnana, splendido paese del Padovano in cui il prosciutto crudo è l'emblema più importante dal punto di vista dell'agroalimentare. Ma oggi però non sono qui per parlarvi di questo prodotto di cui magari vi narrerò in una prossima occasione. Oggi ve ne faccio conoscere un altro. Eccolo qui. Lo vedete insaccato e legato, ma questo in realtà è il frutto di una lavorazione estremamente suggestiva, molto lunga e unica, perché il concepimento e l'esecuzione materiale di questo prodotto avviene soltanto qui all'interno del salumificio Bertelli, che ha pensato di rivedere il concetto di sovrapposizione lineare unita da un legame armonico, cioè praticamente ha dato vita al lardo arrotolato. Ma cos'è sto lardo arrotolato? Ma praticamente il lardo arrotolato, come vedete, è una forma diversa del lardo tradizionale, che potrebbe essere questo, noi lo chiamiamo del nonno questo. Ho voluto dare una forma diversa al lardo classico che noi conosciamo come lardo di colonnata o di Arnarda, eccetera. E quindi circa una trentina di anni fa ho messo assieme questi pezzi di lardo per vedere di assemblarlo, perché io ho sempre creduto nel lardo, perché secondo me è uno dei migliori tagli che esistono nel maiale, è sicuramente uno dei più gustosi. E quindi da lì è nata un po' questa sfida di dare un gusto diverso, dare una forma diversa. In che modo? Beh, innanzitutto abbiamo preso dei pezzi diversi da questo, quindi abbiamo preso dei pezzi di lardo che sono un po' più magri rispetto a questo qua. Li abbiamo salato, speziato diversamente e poi lo abbiamo assemblato. Il bello di questo salume qua è proprio la sua forma, che è molto, molto ingombrante. Quante pezze ci sono a formare un'unica forma? Solitamente ci sono 8 pezzi, 7-8 pezzi, dipende poi da come vengono assemblati, perché non è che vengono messi lì proprio a caso, hanno una combinazione abbastanza studiata. E poi diciamo questo fatto che diversamente da questo è un salume che viene appeso come una soppressa, come una pancetta, quindi si stagiona in una cantina, in un ambiente che è diverso dalle cella. Come viene conciato? Allora, innanzitutto dobbiamo fare una scelta dei pezzi che utilizziamo, quindi dobbiamo utilizzare dei pezzi di lardo, di maiali molto pesanti, che adesso è difficile anche da trovare, quindi vengono squadrati e vengono salati uno ad uno con del sale e una serie di spezie. Ci sono circa 20 spezie sulla concia che utilizziamo. E prima di stendere il sale con le spezie diamo una annaffiata di vino serprino, che è il vino nostro autoctono qui di Colli Euganei. Poi viene messo questo sale, vengono massaggiati e vengono messi su delle vasche, vengono messi a riposare per una quindicina di giorni e poi vengono tolti. Quando il sale praticamente è penetrato all'interno di ogni pezzo, vengono tolti questi pezzi e vengono stesi in un tavolo dove vengono praticamente assemblati in base alle forme che hanno, che devono essere molto simili le forme dei pezzi. Poi questi pezzi vengono legati, praticamente quando abbiamo dato la forma a questo lardo, vengono legati internamente e vengono avvolti con del pepe nero. Il pepe nero ha lo scopo principale, oltre a dare il profumo anche a questo lardo, serve anche per far sì che si ossidi il meno possibile, perché la stagionatura sarà molto lunga e quindi tenderebbe a reincidere parecchio. Una volta che è stato rivestito tutto quanto del pepe, viene messo del budello e poi viene legato e poi appeso con delle corde abbastanza importanti. E quanto può durare un lardo arrotolato così? Beh, allora noi abbiamo provato a stagionarlo anche molto molto tempo. Diciamo la stagionatura ideale è dagli 8 ai 12 mesi. Se lo stagioniamo molto di più non è che poi migliori nel gusto, perché tende comunque ad arancidirsi ancora di più. Per cui diciamo che
la stagionatura ideale è sui 10-12 mesi. Il lardo arrotolato è a sua volta figlio di un altro prodotto, ne rappresenta l'evoluzione, perché quello è il vero prodotto iniziale da cui tutto è partito e si tratta di un preparato che traccia non soltanto la professionalità di Paolo e del suo staff, ma anche i suoi ricordi. E non è un caso che quel prodotto lì, da cui tutto è partito, si chiami il lardo del nonno. Perché il lardo del nonno? Ma lardo del nonno perché una volta mio nonno, quando lo faceva 40-50 anni fa, lo prendeva dal maiale e lo lavorava in questo sistema, diciamo, per cui ho voluto dare un po' un nome al nonno, ma ai nonni in generale, perché una volta il lardo era molto prezioso. La valutazione era i famosi 4 4 dei del lardo. Vedo che qui ci sono. Ci sono, però tieni presente che questo è un maiale particolare, cioè non tutti i maiali hanno un lardo Certo. così. È difficile trovarne di queste pezzature. È difficile trovarlo, soprattutto perché adesso il mercato tende a richiedere un maiale molto magro, cioè non molto magro, però con una percentuale di grasso molto bassa rispetto a questo. Perché poi abbiamo tutti i tagli grassi, quindi abbiamo anche del grasso inframuscolare che è molto accentuato, i prosciutti diventano molto grassi, per cui la genetica e la dieta dei maiali tendono a portare un maiale non eccessivamente grasso. Ma qual è l'altro valore importante nell'attività di Paolo, al di là della prelibatezza delle sue preparazioni? È sicuramente quello di aver contribuito anche in maniera importante alla rinobilitazione del lardo, a recuperare una nobiltà perduta perché spesso demonizzata, messa al bando in tantissime diete. Ma in realtà, come tutti ben sappiamo, sono gli eccessi quelli che fanno male, sono le buffate scriteriate e esagerate che rappresentano il modo migliore per non apprezzare il cibo, quando invece la cultura dell'assaggio è quello che te lo fa gustare veramente e apprezzare soprattutto la professionalità di chi questi prodotti li fa ogni giorno. Ti devo dire che comunque la genetica adesso, negli ultimi anni, ha cambiato completamente la tipologia del grasso che abbiamo nel maiale. Per cui il grasso suino è diventato uno dei meno peggio, se vogliamo. E comunque, diciamo, cioè, secondo me il lardo rimane sempre un taglio eccezionale. Adesso comunque, come dicevi, è stato un po' demonizzato negli anni, adesso è stato un po' riscoperto, come anche il vino ha avuto un momento un po' grigio. Certo. Adesso tutti quanti sono sommelier, tutti conoscono il vino, i sapori e apprezzano molto di più anche il lardo. Paolo, ma quanta esperienza che hai in sto prodotto qua? Ma circa una trentina d'anni di esperienza. Quindi c'è il nonno, Sì. poi c'è anche Paolo, Sì, c'è anche Beppi, il mio papà. e il Beppi, tutta la Sì. famiglia. Tutta la famiglia. Ma è sapore anche a tastare, visto che Certo. insomma, guarda. Ragazzi, un colore incredibile, straordinario. Questa è una stagionatura di quanto? Questo qua ha stagionato circa un anno, Un anno, quindi l'ordine nella maiale. nostra cantina. Sì. Senti, chiama crostini, polentina. Devo venire un'altra volta, vero? Ma io Ma secondo te perché sono venuto qua adesso? Paolo, grazie. Ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata, sempre per parlare di tradizioni. Ma era sbrissato questo. ho un'altra fetta? Dai, va. Tanto che ne è qua. Sì.